Quindi oltre sicuramente un bel evento, questo è un evento molto interessante di queste nuove nidificazioni, ma è anche un indice che qualcosa sta cambiando nel clima, sta cambiando nella temperatura del nostro mare. E adesso lascio la parola alla dottoressa Castellano che ci racconterà tutto sulle caretta caretta. Grazie a tutti, grazie per essere venuti, grazie per avermi invitata a questa conferenza, a questo ciclo di conferenze che io in realtà conoscevo poco, però da quando mi avete invitato sono entrata, quindi vedo tutte le cose che ci sono, effettivamente è un lavoro molto interessante. Grazie. Come diceva, io sono Laura Castellano e lavoro in acquario, mi occupo di gestione di animali in ambiente controllato da ormai 32 anni. Quindi proprio quando sono uscita dall'università, ho finito l'università, sono entrata a lavorare lì e lì sono rimasta. Da diversi anni mi occupo anche di tutta la gestione di quelle che sono le tartarughe marine, sia per quanto riguarda il centro di recupero, noi lavoriamo come centro di recupero dal 93, quindi proprio dall'inizio, sia per questo nuovo evento che abbiamo avuto dal 2021 dell'inizio delle nidificazioni delle tartarughe in Liguria. Due parole sulle tartarughe, mi metto io che se non vedo niente. Allora, quante sono le tartarughe nel mondo? Le tartarughe marine sono praticamente 7 specie e nel Mediterraneo qui potete vedere quante sono e più o meno le loro dimensioni, vanno dalle più piccole che sono la hawksbill alla più grande che è la leatherback o tartaruga liuto, che è una tartaruga molto particolare perché invece di avere un carapace diciamo corneo ha un carapace invece di pelle, proprio difatti è chiamata leatherback, è completamente diversa e può arrivare a pesare 2 tonnellate, quindi insomma è un animale effettivamente molto importante. Nel Mediterraneo noi abbiamo 3 specie di tartarughe, la Dermocheris coriacea, che appunto è la tartaruga liuto, non si riproduce nel Mediterraneo ma vive, può passare nel Mediterraneo, arriva fino a 1 tonnellata, ho esagerato con 2 tonnellate, però si può immergere anche molto profonda e questa tartaruga come le altre nel mondo è considerata dalla IUCN come vulnerabile, ovvero quindi a rischio, con un alto rischio di estinzione. Poi abbiamo la Chelonia midas è la cosiddetta tartaruga verde. La tartaruga verde vive prevalentemente nel bacino meridionale, anche se l'abbiamo vista anche nel bacino settentrionale qua da noi. Nidifica solo nella parte più meridionale e è considerata near threatened nel mondo. Poi per ultima parliamo di caretta caretta. Caretta caretta è la tartaruga invece più comune che abbiamo nel Mediterraneo, quella con cui noi lavoriamo, perché noi abbiamo visto in passato ci sono stati degli avvistamenti di tartarughe liuto, ma non sono mai arrivate da noi in acquario per essere curate, e io dico anche per fortuna, perché sono talmente grandi, grosse e pesanti che insomma gestirle sarebbe veramente molto complicato. Tartarughe verdi ne abbiamo recuperate in altro modo, vale a dire che un paio sono state abbandonate, sono arrivate da noi perché sono state proprio abbandonate davanti all'acquario, perché negli anni 90, insomma negli anni 80-90 le persone avevano un'altra sensibilità, quindi magari uno andava alle Maldive, vedeva una tartarughina, se la metteva in tasca e se la portava a casa. Oggi questa cosa non è più possibile, per fortuna, ma allora succedeva. Poi queste tartarughe crescevano e non sapevano più dove metterle, e noi abbiamo 2 tartarughe a Livorno che sono ormai enormi, che hanno più di 30 anni e che sono ospitate da noi, che hanno una storia di questo tipo. E invece caretta caretta nel Mediterraneo è veramente molto diffusa. Difatti mentre nel mondo è considerata vulnerable, ovvero insomma a rischio, nel Mediterraneo è stata abbassato questo indice a un bassa preoccupazione.
Vabbè, due parole proprio sui rettili: sono animali a sangue freddo, sono molto longevi, raggiungono una maturità sessuale molto, molto tardi, cioè intorno ai dopo 20 anni di vita, quindi insomma ci mettono parecchio, quindi un animale perché arrivi a riprodursi ha bisogno di sopravvivere almeno 20 anni, quindi se noi facciamo fuori gli animali prima si ferma tutto. Mangiano molluschi, gasteropodi, crostacei, piccoli pesci, e a seconda del loro periodo di vita mangiano cose più pelagico, più bentonico, ovvero più nella colonna d'acqua o più ancorate sul fondo. Come dicevo prima, compiono delle migrazioni che sono legate in genere a aree dove vanno ad alimentarsi e ad aree invece dove vanno poi a riprodursi, per non parlare poi del fatto di dove vanno a deporre le uova. Trasportano organismi, nel senso che sul loro carapace possono crescere degli organismi che approfittano del fatto che la tartaruga se ne va in giro e nuota per il mare, e loro vengono trasportati e si nutrono delle cose che possono acchiappare nell'acqua grazie al fatto di essere trasportati dalle tartarughe. Qui c'è per esempio questa foto qua che vedete con questa bocca blu, l'ho messa perché sono tartarughe che abbiamo studiato con i ricercatori, i colleghi francesi, in un momento in cui c'erano tantissime velelle. Le velelle sono quelle specie di meduse, non sono meduse perché sono colonie di idrozoi, però che noi tutti pensano che galleggiano sulla superficie dell'acqua e vengono trasportate dal vento e sono blu, e quando si spiaggiano, cioè, ci sono questi spiaggiamenti imponenti e hanno anche una gran bella puzza quando muoiono, e le tartarughe ne mangiano un sacco, e in quel periodo c'erano tante velelle e questa tartaruga era tutta blu, dalla bocca fino alla cloaca, aveva tutto questo blu e mi aveva colpito perché non l'avevo mai vista tutta piena di velelle. L'acquario si occupa di tartarughe marine da 32 anni. La nostra mission è avvicinare alla natura e promuovere la protezione degli ambienti acquatici attraverso educazione, conservazione e ricerca. Questo è uno dei progetti di conservazione di cui noi ci occupiamo, non è il solo, ma è uno dei progetti di cui ci occupiamo. Adesso qui c'è tutta la storia, non vi tedio, ma cosa succede quando si vede una tartaruga in difficoltà? Se una persona vede una tartaruga in difficoltà deve chiamare il 1530. Chi ha il 1530? Il 1530 è la Guardia Costiera. In realtà adesso tra un po' questo numero cambierà e diventerà tutto il 112, grazie. Però per il momento è ancora attivo il 1530 e si chiama il 1530, che è la Guardia Costiera. La Guardia Costiera è in contatto con noi, ci chiama e aspetta che qua c'è un videino, se ce la faccio, ecco. Questa è una tartaruga effettivamente che era in difficoltà. La Guardia Costiera ci chiama, noi attraverso tutta una serie di domande che facciamo alle persone che hanno avvistato l'animale capiamo se l'animale deve essere recuperato oppure invece sta semplicemente dormendo in superficie, perché può succedere, no? È successo che c'erano animali che tranquillamente, soprattutto in primavera, si stavano riscaldando al sole in superficie e tutti quanti volevano che noi intervenissimo per andarli a soccorrere, ma non ne avevano bisogno. Quindi poi può succedere invece che per esempio che l'animale sia morto. Allora se l'animale è morto non entriamo in gioco noi, ma entra in gioco l'istituto zooprofilattico, quindi chiamiamo loro e loro si occupano di andare a recuperare la carcassa, che poi analizzano, e tutti questi dati poi loro li raccolgono per fare un'analisi proprio della popolazione delle tartarughe. Se invece l'animale è vivo e ha bisogno di essere curato, viene da noi, viene portato in genere dalla Guardia Costiera o dai Carabinieri CITES o da chi ha il permesso per farlo. Perché dico questo? Perché nessuno è autorizzato a prendere una tartaruga e caricarla su una barca o su una macchina, questo è assolutamente vietato. Grazie a questo divieto le tartarughe stanno bene, poi ne parleremo. Per cui chi vede queste tartarughe ci può chiamare, fare dei video, fare delle foto, osservarli, però non
non deve catturare l'animale, a meno che non gli venga detto ok, non c'è nessuno che possa venire a recuperare questo animale, gli spieghiamo come fare, carica questo animale, portalo dove ti diciamo noi, e poi di lì ci sono persone che sono autorizzate, alcune associazioni come i Delfini del Ponente, loro sono autorizzati a trasportare le tartarughe e ce le possono portare. Che cosa succede quando noi troviamo una tartaruga che non sta bene? Allora viene portata da noi la accogliamo, c'è tutta una manipolazione di un certo tipo, qua vi ho messo alcune foto che appunto riassumono, le pesiamo, le misuriamo, viene fatto un esame clinico dai nostri veterinari, dallo staff veterinario e una valutazione del suo stato, prendiamo gli esami del sangue, raggi X, ecografie, tamponi, facciamo gli antibiogramma e registriamo tutti i dati. Vengono poi messi dove? In vasche curatoriali, negli stabulari. Qui vedete in basso alla vostra, questa qui col giallo sotto, è una vasca con una doccia. Perché le mettiamo in questa vasca? Perché quando arrivano noi non sappiamo se questi animali sono in grado di nuotare correttamente e quindi potrebbero affogare, perché essendo rettili respirano aria e quindi se non sanno nuotare, non riescono a nuotare bene, affogano. E quindi noi prima valutiamo se l'animale è in grado di essere rimesso in acqua e quindi di nuotare, lo teniamo, in genere ci sta una notte sotto questa doccetta dove sta bello bagnato, però non corre nessun rischio. Poi il giorno dopo in genere lo mettiamo in acqua, vediamo se riesce a nuotare adeguatamente, lo osserviamo a lungo, se riesce a nuotare adeguatamente poi rimane lì, se no seguirà tutte le cure che deve seguire. Vengono quindi stabilite delle terapie, la manipolazione delle tartarughe è particolare perché insomma le tartarughe se ti mordono ti staccano anche un dito, quindi bisogna anche fare attenzione, sapere come devono essere prese. Come potete vedere usiamo prevalentemente i guanti e le tartarughe vengono prese quella su in alto, dalla parte in alto del carapace e dal fondo del piastrone, del carapace, perché in questo modo la tartaruga che non ha una grossa mobilità col collo non ti può mordere, perché non è contentissima di essere manipolata, diciamo. E poi dobbiamo stabilizzare le sue condizioni, se è necessario siamo arrivati anche a fare della fisioterapia per riattivare arti che non funzionavano. Abbiamo un programma di alimentazione per mantenere il peso e anzi farle crescere di peso. Una cosa molto importante che facciamo è non le cibiamo quasi mai con le mani direttamente, per non abituare questi animali a essere cibati dall'uomo, perché poi devono tornare in mare e quindi è bene che non abbiano questa confidenza con gli esseri umani. Può succedere che lo dobbiamo fare, ma in quel caso usiamo delle pinze proprio per non dargli questo input, perché se dobbiamo dargli delle terapie abbiamo bisogno proprio di dargli un pezzo di pesce dove dentro, che ne so, c'è un antibiotico, un antinfiammatorio o la terapia che deve prendere. A quel punto noi dobbiamo essere sicuri che lo prenda tutti i giorni, perché sennò poi la terapia non funziona. E poi vabbè, controlli e verifiche finché sono a posto. Qui avete una casistica un po' varia di come possono arrivare queste tartarughe. Allora, una volta arrivavano con tutti questi ami, qui sono tutti ami che noi abbiamo tolto alle tartarughe, che ce li avevano in bocca, nello stomaco, nella gola, dappertutto, o lenze. Addirittura abbiamo avuto una tartaruga con una lenza passante che gli usciva dalla bocca e gli usciva dalla cloaca, e per togliergli questa lenza ci siamo riusciti, ma ci abbiamo messo mesi, perché con unguenti, cose che insomma gli aveva impacchettato tutto l'intestino, quindi insomma abbiamo dovuto piano piano sfilare questa lenza. Questo è un problema che posso dire che mi fa piacere dire che ultimamente non si presenta più, e poi vi dirò perché. Cioè tartarughe con ami non ne riceviamo più. Poi ci sono polmoniti, vedete qua le radiografie che ci fanno vedere che i polmoni, soprattutto in quella su in mezzo in alto, vedete che c'è una parte proprio opaca, c'è un polmone che proprio non va. Quella invece in mezzo era stata affettata da un'elica e quindi aveva il carapace completamente aperto. Quella in basso è una delle ultime che abbiamo ricevuto, questa che si chiamava Silva, perché poi ogni tartaruga ha un nome, no? Ogni tartaruga ha un nome.
E questa tartaruga, poverina, io non so neanche come potesse essere viva, perché non aveva una pinna, cioè una pinna era tagliata, non so se ci fate caso, ma da questo lato dove c'è quel paletto lì non c'è la pinna, mentre di qua si vede. E poi aveva, vedete il collo com'è tutto macilento, perché aveva attaccato tutto questo groviglio di rete fantasma con bottiglie eccetera, ce l'aveva attaccato al collo e le stava segando praticamente il collo. Questo pilotino che l'ha trovata, che è una persona che se veramente a momenti vuole in mare, c'era un mare anche molto brutto, era Voltri, l'ha caricata in barca, è riuscita a togliergli questa cosa dal collo e ce l'ha portata, ma insomma con grande gioia questa tartaruga l'abbiamo rimessa in sesto e l'abbiamo riliberata in mare, no? Quindi insomma possono vivere senza, cioè si arrangiano insomma anche senza una pinna, già è riuscita a sopravvivere senza una pinna con questa cosa attaccato al collo, diciamo che l'abbiamo ben rimessa in sesto e poi l'abbiamo con gioia liberata. Prima di tornare in mare che cosa succede? Vabbè, devono stare molto bene, quindi noi valutiamo che loro siano perfettamente a posto, le pesiamo, le misuriamo, le tagghiamo, ovvero gli attacchiamo questa etichetta a me non piace tanto sta cosa, ma bisogna farla perché le linee guida lo prevedono, questa etichetta metallica che ha un codice di riconoscimento tale per cui se viene ripescato questo animale si riconosce, si sa da dove viene, da dove arriva. Gli mettiamo poi anche comunque sottocute un microchip e questo però va letto poi con un lettore di microchip, quindi tu quando trovi una tartaruga non lo sa se ha un microchip. E poi adesso una delle cose che vorremmo fare, ma non è così semplice anche perché bisognerebbe lavorarci molto, ma prima o poi ci riusciremo, è come potete vedere ognuna ha una, chiamiamola faccia diversa, no? Delle macchie diverse, quindi facendo le foto del lato destro e del lato sinistro dell'animale, quando si trova un animale si potrebbe avere un database come si fa con i delfini, no? Con le pinne dei delfini. I delfini vengono riconosciuti dalle pinne perché le pinne sono tutte un po' diverse con dei segni diversi, c'è un database enorme che grazie a tutte queste informazioni che vengono messe dentro su questa piattaforma che si chiama Intercet si può riconoscere da dove viene un delfino. Se uno trova un delfino può capire da dove viene. Per esempio quando ci furono le orche a Genova un po' di anni fa, questo gruppo di orche, poi grazie proprio a questa fotoidentificazione si è risaliti e sono riusciti a capire che questo gruppo di orche arrivava dal nord dell'Atlantico, quindi era arrivato ed erano orche conosciute, ecco. Una volta che abbiamo fatto tutto questo cosa facciamo? Partiamo, possiamo farlo in due modi, o andiamo con la guardia costiera al largo, spesso a volte siamo seguiti dai battelli, poi li facciamo vedere alle scuole, perché una parte molto importante è proprio anche far conoscere alle persone, soprattutto ai bambini, questi animali e quindi spiegargli che cosa succede, spiegargli quali sono i problemi a cui vanno incontro, e io penso sempre che un bambino che vede da vicino una tartaruga non se la dimentica più, e questo è molto importante perché è un semino che uno mette dentro il bimbo, che poi nel tempo, io conosco dei bimbi che hanno visto delle liberazioni ancora adesso che non sono più bimbi se lo ricordano e io trovo che questo sia veramente una cosa molto importante, oltre a salvare il singolo animale, però proprio ecco qui c'è il video di un animale quando viene rimesso in acqua, ci sono io in mare che gli faccio il video in genere e lo salutiamo così. Qua. Il ritorno può avvenire anche dalla spiaggia. Questo è stato un evento bellissimo che abbiamo fatto prima del Covid ovviamente, dove c'erano veramente centinaia e centinaia di persone. È stato aperto a tutta la cittadinanza, c'era addirittura la Pinotti e l'esercito, perché era la spiaggia dell'esercito, avevamo ben 5 animali da liberare e lì insomma tanta gente ha potuto venire spontaneamente, chiunque veniva poteva vedere questa cosa, e secondo me questo è stato un evento molto importante. Tutti quelli che l'hanno visto secondo me se lo ricordano bene, e quali sono i problemi delle tartarughe lo sanno, e queste sono un po' le foto degli animali che abbiamo liberato. Accanto a questo c'è poi tutta la parte di divulgazione che noi facciamo tramite la stampa, ora i social che sono il canale preferenziale per la divulgazione delle notizie, e anche le conferenze, gli incontri tipo questo.
Due numeri, allora noi negli anni abbiamo liberato circa 160 tartarughe, la più piccola pesava 6 etti, la più grande 55 kg, e questi un po' sono, questo è un diagramma di classi di taglia di età, e per lo più erano subgiovanili, erano animali che pesavano tra i 10 e i 20 kg, la colonna più alta, e invece di adulti, quindi di animali già in fase riproduttiva abbastanza pochi. Le cause sono svariate, come vi dicevo appunto gli attrezzi da pesca sono tra le cause maggiori di tutto ciò che può succedere, però qualcosa è cambiato. Noi possiamo dire che negli anni abbiamo visto dei cambiamenti, mentre come vi dicevo prima i palamiti, ovvero questi ami, erano una delle cause principali che affliggeva questi animali. È cambiata una cosa, nel senso hanno cominciato a usare dei palangari di profondità. Questi palangari di profondità pescano più bassi e quindi le tartarughe sono molto meno impattate, e questo quindi è stato un beneficio per gli animali che erano un bycatch, quindi una cattura accessoria di questo tipo di pesca che adesso avviene molto, cioè io sono anni che non vedo più una tartaruga con un amo, e questo è molto bello. Poi c'è anche da dire che la flotta ligure è passata da 1000 passa imbarcazioni negli anni 90 a 490 nel 2023, quindi si è dimezzata, quindi anche questo sicuramente influisce. Cosa che invece però è aumentata tanto è la plastica, cioè noi non c'è una tartaruga che sia una che arriva in acquario da noi che non rilasci plastica dopo qualche giorno che è da noi. Ultima cosa che vi faccio vedere su questo argomento, poi passiamo ai nidi, è l'ultima tartaruga che abbiamo liberato. Siamo riusciti, con mia grande gioia, perché dopo 30 anni non l'avevamo ancora fatto, ad applicargli un tag satellitare. Questo ci ha permesso di capire almeno per un paio di mesi dove andavano, perché noi quando liberiamo queste tartarughe poi non sappiamo dove vanno, nel senso siamo ben contenti ma poi dove sono andate non lo sappiamo, e quindi grazie a una collaborazione con l'Università di Pisa e con la Fondazione Cima di Savona abbiamo messo questa prima tag satellitare che adesso vi faccio vedere questo video, che è la liberazione di questa tartaruga con sta tag sulla schiena, che è un po' ingombrante se devo dire la verità, perché c'ha sta antenna insomma abbastanza grossa, però ci ha permesso proprio di seguirla, e la mappa che vedete su in cima è la strada che ha fatto, cioè è partita da Genova, se n'è andata a ponente, è entrata dove? Nel porto di Finale, e dal porto di Finale mi telefonano e mi dicono: Laura, c'è una tartaruga con un'antenna sulla schiena. Dico deve essere la nostra tartaruga, e difatti mi hanno mandato questo video dove c'era sta tartaruga con sta aggeggio addosso ed era chiaramente lei. E poi noi, grazie al database che registrava tutti i suoi spostamenti, abbiamo verificato che effettivamente fosse lei. Poi di lì se n'è tornata a Genova, da Genova poi se n'è andata al largo, dal largo se n'è andata in Toscana, dalla Toscana è andata in Corsica, dalla Corsica è tornata dritta e se n'è tornata nel ponente ligure, e poi se n'è andata in Francia dal Cap Tayab, nei pressi di Saint-Tropez, e insomma ha fatto tutta questa strada. Poi è arrivato, iniziava l'inverno, quindi la parte più interessante, ovvero dove vanno queste tartarughe quando fa freddo? Stanno qua o se ne vanno al sud? Questa tag non ha più rilasciato segnali, quindi non lo so. Speriamo che la prossima invece prosegua più a lungo. Però insomma già solo vedere tutta la strada che ha fatto in un mese e mezzo mi ha lasciato abbastanza a bocca aperta. Lo sappiamo, ma poi quando lo vedi è un'altra cosa. Questo ve l'ho già fatti vedere. Ecco. E parliamo invece poi del cuore. Vi ho parlato un po' di questa cosa delle tartarughe perché secondo me è anche un po' importante sapere che cosa succede intorno a questi animali negli anni, insomma che cosa abbiamo fatto e come funziona, perché in linea di massima le persone non lo sanno.
Nel 2021, a settembre, arriva una telefonata perché un bagnante si è trovato in mezzo ai piedi questa bestiolina che camminava sulla spiaggia a Finale Ligure, e quindi abbiamo detto: oh caspita, abbiamo i nidi in Liguria, non era mai successo, magari ci sono stati in passato, noi non lo sappiamo, questo è il primo che abbiamo visto, quindi per noi il nido zero è questo, poi magari l'anno prima ce n'è stato uno, non lo so, però diciamo che in linea di massima i nidi in Liguria non ci sono mai stati. Abbiamo cercato il nido disperatamente e non l'abbiamo trovato, ma è veramente come cercare un ago in un pagliaio. Sono poi uscite altre 2 o 3 tartarughine, quindi abbiamo proprio capito che effettivamente c'era stato un nido, quindi abbiamo potuto dire che il nido zero della Liguria è stato nel 2021 a Finale Ligure. Grazie a questo quindi abbiamo cominciato tutto. Io mi sono detta: caspita, se qua abbiamo nidificazioni dobbiamo metterci insieme tutti noi che ci occupiamo di tartarughe in Liguria e lavorare insieme, perché se no cominciano questo è mio, questo è tuo, ognuno fa quello che si crea tutto un pasticcio, e lavorare insieme è molto importante, perché ci vuole uno sforzo, un impegno di lavoro molto importante per seguire questi nidi. Quindi abbiamo fatto delle conferenze dove abbiamo invitato i gestori dei bagni, perché per lo più la Liguria, come voi ben sapete, è tappezzata di stabilimenti balneari, quindi dove vanno queste tartarughe 9 su 10 finiscono in uno stabilimento balneare, e difatti questo era in uno stabilimento che ha visto la tartarughina, e se tu vai a dire a un gestore di uno stabilimento balneare che ha il nido e che quindi deve lasciare lo spazio al nido, insomma non è così contento. Quindi bisogna lavorare per portare i gestori degli stabilimenti balneari a considerare questa cosa come una fortuna, non come una sfortuna. C'è un... Ah, ok, a posto. Se è normale va bene così. E quindi abbiamo adottato questo slogan che noi definiamo: chi trova un nido trova un tesoro, e abbiamo cercato insomma di sensibilizzare il più possibile gli stabilimenti balneari su questo tema. È nato quindi che cosa? È nato il GLIT. Il GLIT è il gruppo Ligure Tartarughe, che è formato da noi Acquario di Genova, dove io sono la coordinatrice del gruppo, dall'ARPAL, che fa un lavoro enorme, perché l'ARPAL si occupa, cioè se non ci fossero anche loro sarebbe impossibile gestirle, dall'Università di Genova e dall'Istituto Zooprofilattico. Abbiamo anche un logo, perché il primo anno ci fu una scuola, quando c'è stato il nido di Finale Ligure, c'è stata una scuola che ha partecipato a un concorso in cui si sono messi e hanno fatto un logo per la tartaruga di Finale. Questo logo era così bello, questa tartaruga era così bella che loro hanno creato, che poi è diventata il logo del nostro gruppo, no? E quindi insomma noi siamo molto contenti che questa scuola sia stata coinvolta, questa scuola tecnica sia stata coinvolta, e poi li abbiamo chiamati a parlare, hanno parlato del perché, come l'hanno scelto, insomma li abbiamo coinvolti molto. Abbiamo presentato i primi dati al congresso della Società Italiana di Biologia Marina, sia a Messina che a Napoli. Cosa è successo l'anno dopo? L'anno dopo secondo nido a Levanto. Viene vista questa tartaruga che vedete nella foto proprio mentre depone, quindi insomma è una grande fortuna. Viene vista deporre da un metronotte che, guarda caso, era stato in passato non so se in Thailandia o comunque insomma in qualche isola dove nascevano le tartarughe, quindi aveva già visto questa cosa, quindi si è proprio reso conto di cosa stava succedendo, perché tante persone non se ne rendono tanto bene conto, quando vedono una tartaruga fanno le cose più strane, come è successo quest'estate. E quindi insomma è stata delimitata l'area, è nato un gruppo enorme di volontari che dal primo giorno hanno dormito insieme a questo nido, e io gli dicevo: ma guardate che forse all'inizio non è così necessario, poi ci dormiremo più avanti quando nasceranno le tartarughe. Loro no, per 72 notti hanno dormito tutte le sacrosante notti col nido, e hanno fatto un concorso, hanno dato il nome alla mamma della tartaruga, insomma è stato un coinvolgimento a Levanto veramente importante. Ci sono state le mareggiate, hanno fatto sacchi di sabbia, hanno protetto questo nido veramente in una maniera incredibile.
L'epilogo poi è stato un po' triste, ci sono rimasti tutti male, perché da questo nido non è nata neanche una tartaruga, nel senso che a un certo punto non nascevano, non si formava il cono, che poi vi racconterò che cos'è, che è una depressione nella sabbia che avviene poco prima della schiusa, e a un certo punto, passato un tempo, che erano questi 72 giorni in cui non era successo niente, abbiamo chiamato i colleghi dell'ARPAT dalla Toscana, che già avevano nidi da un po' di anni, per aiutarci ad aprire questo nido e andare a vedere cosa era successo, perché anche qui nessuno può andare ad aprire un nido se non ha un'autorizzazione, e noi non ce l'avevamo ancora perché non era necessaria, nel senso, e non lo sapevamo neanche fare, non l'avevamo mai aperto un nido. Quindi sono venuti i colleghi toscani, ci hanno insegnato come fare, abbiamo raccolto tutti i dati, tirato fuori queste, se non sbaglio erano 104 uova o 112 uova, tutte bellissime, nessuna era fecondata e nessuno quindi non è nato niente. Succede, diciamo che tutti i bambini erano distrutti da questa cosa, però è andata così. Nel 2023 non è successo niente, quindi abbiamo detto allora forse era un caso. Invece nel 2024 ci sono stati 5 nidi. Questi 5 nidi sono stati seguiti dalle associazioni, da noi che diamo tutte le indicazioni su cosa bisogna fare, e dalle associazioni ambientaliste che operano sul territorio, perché sono fondamentali, senza di loro non sarebbe possibile seguire queste nidificazioni. Questo è il nido di Laigueglia, e qua c'è quando escono, che è una meraviglia, nel senso, effettivamente io ero lì quella notte lì ed erano tutti felicissimi. Sono nate, alla Laigueglia abbiamo poi trovato 119 uova, di cui 5 erano intere, quindi non schiuse, 110 sono schiuse, quindi abbiamo una percentuale di schiusa del 92%, che è altissima. Qui potete vedere le foto sia delle tartarughine che nascono, della tartaruga che ha deposto, perché com'è che noi ci accorgiamo se ci sono questi nidi? In due modi. Uno è che qualcuno di notte per caso è sulla spiaggia, vede questa tartaruga che esce e depone. L'altro invece è al mattino qualcuno vede le tracce, perché di fatti noi abbiamo anche creato tutta una sensibilizzazione su occhio alla traccia, perché si vedono proprio delle tracce molto particolari che sembrano le tracce di un cingolato, perché fa la tartaruga con le pinne muove la sabbia, e di un cingolato che poi a un certo punto c'è uno smottamento di terra, di sabbia, e poi queste tracce tornano indietro. Lì dove c'è questo smottamento in genere c'è il nido, noi ci chiamano, noi andiamo a vedere se c'è il nido, vuol dire che ce ne andiamo sulla spiaggia e cominciamo a scavare, troviamo il nido, che vuol dire che vediamo il primo uovo. Una volta che abbiamo visto il primo uovo noi ricopriamo immediatamente, il nido non viene toccato assolutamente, noi però dobbiamo verificare che ci siano le uova, se no stiamo a guardare la sabbia come matti per niente. Mettiamo un bacchettino che ci dice dov'è il nido, mettiamo un data logger. Questo data logger cosa serve? È uno strumentino che serve a registrare la temperatura. Registra la temperatura perché la temperatura media della camera di incubazione determina il tempo di schiusa. Ci sono proprio delle formule che hanno studiato in base a tanti nidi, in cui mettendo la profondità delle uova e la temperatura ci dà un intervallo di tempo di schiusa, e devo dire che riusciamo ad azzeccare abbastanza con uno scarto di 3-4 giorni, e determina la temperatura, però non determina soltanto quanto ci mettono le uova a schiudere, cioè più è freddo e più tempo ci vuole, ok? E più è freddo più nascono maschi, e più è caldo più nascono femmine. Diciamo che in genere l'intervallo di temperatura tra i 28 e i 30 gradi determina una nascita di tartarughe all'incirca del 50% maschi, 50% femmine, dove i maschi sono quelli che stanno sotto, dove probabilmente c'è un po' più freddo, e le femmine stanno sopra i 30 gradi nascono femmine, sotto i 28 nascono prevalentemente maschi. Che cosa sta succedendo? Adesso qua io vi faccio un'altra
ancora un po' di carrellata, aspetta, ho sbagliato, ecco, qui abbiamo Arma di Taggia, anche Arma di Taggia c'è stata un'esplosione, sono uscite tutte insieme ed è stata una meraviglia, perché che cosa succede quando, prima che nascano le uova? Le tartarughine all'interno del nido cominciano a uscire dalle uova, ok? E in genere cominciano dal basso e salgono verso l'alto e poi si fermano un po', poi ricominciano e ci mettono un po' di giorni a fare questa cosa, e quando questa cosa succede, e siccome escono dall'uovo, quindi il volume totale del nido diminuisce e quindi si forma un infossamento sulla sabbia che viene chiamato cono di schiusa. Quando si forma il cono di schiusa, le tartarughe possono uscire immediatamente, il giorno dopo, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, insomma può volerci del tempo, e con la nostra esperienza quest'anno sappiamo che ci possono valere anche 11 giorni, perché a Imperi è successo così. Invece in questo caso Arma di Taggia aveva piovuto, quindi si era formata una crosta di sabbia sopra il nido, sto cono sotto si era formato, ma noi non lo vedevamo perché sopra era tutto perfettamente liscio, e dicevamo non nascono, poi a un certo punto è caduta sta crosta di sabbia e pum, sono uscite queste 70 tartarughe tutte insieme, ed è stata una meraviglia, tutte un po' impanate con la sabbia appiccicata addosso, come avete visto, e anche qui c'è stata una percentuale di schiusa dell'89,4%, quindi abbiamo percentuali di schiusa molto alte. Qui potete vedere questa sorta di gabbia che avete visto anche prima. Allora, come viene protetto un nido? Un nido viene protetto con queste gabbie, in genere sono di ferro un po' alte, che così si vedono bene, perché sennò poi uno ci si inciampa, che coprono e che proteggono l'area, di modo che le persone non ci cammini sopra, non ci giochino a pallone, insomma, che non ci vadano i cani a scavare, perché i cani, se sentono l'odore, potrebbero scavare, mangiarsi le uova, o quantomeno danneggiarle e tirarle fuori. Liguria è proprio un caso studio, e quindi di vedere che cosa succede. Se noi interveniamo su tutto in qualunque momento, noi quali sono i dati naturali di questo animale che si adatta e che viene qua a deporre, non li conosceremo mai, e quindi noi siamo profondamente contrari alle traslocazioni, a meno di casi eccezionali come poi vi mostrerò. E quindi quando poi siamo andati ad aprire le uova, che erano 87, lo sviluppo era molto avanti, cioè sarebbero nate probabilmente una settimana, 10 giorni dopo, anche meno. Finale Ligure, stesso problema, abbiamo avuto, sono stati, diciamo che i nidi, se vengono deposti a giugno, cioè all'inizio della stagione, quindi poi si sviluppano ed escono i piccolini a fine settembre, che cosa succede? Che è più facile che non ci siano grandi mareggiate e che quindi i piccolini possano uscire. Invece i nidi che vengono deposti ad agosto, anche a metà agosto, poi vanno in là con la stagione, cominciano le mareggiate, si abbassa la temperatura e quindi diventa tutto un po' più complicato. Però dipende anche da dove la tartaruga va a deporre questo nido. Qui era troppo vicino e difatti si è allagato, e anche lì. Qui però è stata vista la tartaruga, se vedete, mentre depone, hanno fatto anche il filmino, per fortuna. Poi c'è sempre qualcuno che o decide di salvarla, o la sposta, o la rimanda in mare, hanno fatto anche cose molto peggio che non vi dico. Però insomma, diciamo che le tartarughe per fortuna sono molto robuste. Pietra Ligure, anche qua altro nido che non è schiuso, perché è venuta una mareggiata che si è proprio portata via anche le uova, ce ne sono rimaste solo 3, quelle 3 siamo riusciti a recuperarle, le abbiamo traslocate, ma in realtà non sono andate a buon fine. Anche qua avevamo visto la tartaruga. E passiamo al 2025, cioè l'anno scorso boom di nidi, l'avrete forse visto, 12 nidi in Liguria, e in tutte le coste italiane ci sono stati più di 600 nidi, che veramente è un record pazzesco. Nonostante la latitudine molto alta, perché poi comunque noi siamo la zona più a nord della di nidificazione della caretta, la percentuale del successo di schiusa si è attestato intorno al 91%, se noi consideriamo i nidi che si sono schiusi. Se invece poi li consideriamo tutti, perché 2,
2 non si sono schiusi e scendiamo al 74%, però comunque insomma sono nate più di 700 tartarughine l'anno scorso in Liguria. E questa è un po' la mappa dove sono avvenute le nidificazioni. Ce n'è stato una a Sarzano, quindi 3 nel Ponente, 2 a Sestri Levante. A Sestri Levante uno l'abbiamo visto, seguito e tutto quanto, il secondo no, non sappiamo neanche dove fosse, ma hanno trovato dei tartarughini in un parcheggio vicino alla spiaggia e si è capito che c'era un altro nido che non avevamo visto. Quindi 12 nidi visti non vuol dire che i nidi fossero 12, con buona probabilità erano anche di più, come minimo abbiamo avuto 12 nidi l'anno scorso. Qui non vi faccio vedere le foto di ogni schiusa eccetera, 2 numeri per darvi un'idea. Abbiamo avuto di tutti questi nidi 2 non hanno schiuso perché erano molto vicini alla battigia e ci sono state forti mareggiate e quindi si sono allagate. In realtà se le mareggiate non sono così intense, non durano così tanto, se il nido si bagna e l'acqua poi scorre via, le uova possono continuare a svilupparsi. Se però la mareggiata è tanto intensa e le uova rimangono tanto a bagno, lo sviluppo si ferma. E qui nell'ultima colonna ci sono un po' quanto tempo ci hanno messo a schiudere, quindi vedete che andiamo dai 47 giorni ai 65, 62, 65 giorni, e questo dipende dalla temperatura. Più alta la temperatura come si chiama? A Sestri Levante, dove c'è una sabbia scurissima, probabilmente molto piena di metalli e così via, cioè ti bruciavano proprio i piedi, c'era una temperatura altissima, raggiunto 33-34 gradi e ci hanno messo molto poco, sono nate molto velocemente. Invece i nidi che sono stati deposti più tardi, ad agosto, a fine luglio, ad agosto, che abbiamo avuto nidi che addirittura hanno finito di schiudere ad ottobre, però insomma tutti quanti sono riusciti ad andare avanti. Per riassumere, questo è un riassunto dei nidi che ci sono stati in Liguria, appunto il primo nel 21, uno nel 22, nessuno nel 23, 5 nel 24 e 12 nel 25, per un totale a oggi di 12 nidi. Il Ponente è molto più interessato del Levante, ma è anche facile ed intuibile perché nel Levante di spiagge ce ne sono di meno, ecco. Com'è la gestione? Ve ne ho già un po' parlato, ma qui c'è uno schema riassuntivo che abbiamo fatto come GLIT, l'ARPAL ci ha lavorato veramente tantissimo, perché poi Regione Liguria ci ha anche chiesto di fare insieme a loro le linee guida per la Regione per la gestione delle nidificazioni. E quindi che cosa succede? Quando uno vede o un animale che depone o una traccia, quindi le tracce in genere si vedono al mattino, gli animali si vedono in genere di notte, anche se una è stata vista in pieno giorno, arriva Ligure in pieno giorno. Si deve chiamare la Guardia Costiera, anche qua si chiama la Guardia Costiera, è sempre la Guardia Costiera l'interlocutore quando ci sono questi animali. La Guardia Costiera chiama noi del GLIT e anche le associazioni che operano sul territorio che collaborano con la Guardia Costiera, quindi per fortuna in Liguria abbiamo delle ottime associazioni che lavorano tantissimo e che ci aiutano tantissimo, senza le quali noi non potremmo lavorare. Che cosa succede? Noi andiamo sul posto, cerchiamo il nido, se confermiamo il nido, inseriamo il data logger di cui vi parlavo prima, che è quello strumentino che vedete là in alto, che adesso sono fantastici perché vanno Bluetooth, per cui noi andiamo col cellulare, scarichiamo i dati senza toccarlo, quindi questo strumento rimane e viene messo a 30 cm di profondità, che in genere è più o meno l'altezza del primo uovo, cioè noi misuriamo a che altezza dal piano spiaggia è il primo uovo che noi troviamo, facciamo un buchetto poco più in là, profondo tanto quanto il primo uovo, e mettiamo il data logger a quella profondità lì. Scarichiamo i dati regolarmente e in base a quello facciamo le previsioni. In vista della schiusa che cosa succede? Che si va a creare, noi andiamo a montare proprio, cioè si mette prima la gabbia,
facciamo i passaggi. Si mette prima la gabbia serve proprio per proteggerlo. Sopra la gabbia siamo sempre riusciti a mettere una telecamera, per cui potevamo vedere anche in remoto che cosa succedeva, e poi non so se ci saranno troppi nidi, tutte queste telecamere non so se le avremo, ma insomma per ora ci siamo sempre riusciti. L'ARPAL ci dà tutte le previsioni del mare, quindi noi sappiamo se arrivano mareggiate, quindi se e come, insomma ogni nido poi decidiamo che cosa fare, ci consultiamo, chiamiamo anche tutti i colleghi in giro per l'Italia a chiedergli consigli, e poi a un certo punto arriviamo a stabilire che gli animali nasceranno, quindi in base a queste formule, e quindi andiamo a creare quello che è il corridoio. Lo vedete qui, lo vedete lì, questo corridoio che è fatto da una rete ombreggiante e che è tutto intorno alla gabbia, e apriamo la parte davanti della gabbia e poi le persone, a quel punto i volontari, cominciano a dormire insieme al nido per 24 ore al giorno, ok? C'è un presidio, mentre prima c'è un presidio di controllo ogni tanto, poi comincia il presidio H24, che se è ad agosto settembre va bene, già quando è ottobre fa un freddo cane, di notte c'è un'umidità pazzesca, però loro sono bravissimi e vegliano su questi animaletti. Si forma il cono, di solito si forma il cono, come vi ho detto potrebbe anche no, però si forma il cono, vedete questo buco è uno degli esempi del cono proprio che va giù, implode la sabbia. E poi quando cominciano, diciamo che prima poi intervengono anche se c'è le ordinanze dei comuni, perché comunque i comuni collaborano tantissimo con noi, perché noi gli dobbiamo anche dire cosa fare, come insomma non si può più, nel momento in cui c'è un nido la zona va protetta ovunque sia, anche se è dentro uno stabilimento balneare, quindi bisogna parlare con i gestori dello stabilimento, convincerli che non gli andiamo a rompere le scatole più di tanto, quindi gli occuperemo questo metro quadrato, e che poi però quando nasceranno le tartarughe dovranno fare questo corridoio, quindi dovranno fare spazio tra i lettini, ecco. Però diciamo che se il gestore è molto motivato ed è contento, si forma un bellissimo ambiente intorno a questi nidi. Quando invece il gestore è un po' più insomma riottoso, diventa un pochino più difficile. Però insomma fino adesso io devo dire che c'è sempre stata una grandissima collaborazione, e anzi sono nate proprio delle amicizie intorno a questi nidi, e questa è la cosa che a me piace tantissimo raccontare, no? Ad Armaditaggio una signora mi ha detto: io vengo ad Armaditaggio da 20 anni, è piemontese, non ho mai conosciuto nessuno, grazie a questo nido adesso so tutto sulle tartarughe e ho conosciuto un sacco di gente, l'anno prossimo avrò un sacco di amici da cui tornare. E per me questo insomma è una delle cose più belle che è successa intorno a questi nidi, oltre alla conservazione e la protezione degli animali, e quindi anche proprio un senso di aggregazione delle persone in questo momento in cui insomma siamo tutti divisi, in cui ci dicono che l'altro è il nemico. Non è vero. E quindi che cosa succede? Partiamo con l'osservazione H24, nascono le tartarughe ci mettono un po', non è che nascono tutte insieme, possono nascerne 60 insieme, ne nasce una, poi nessuno, poi 3, quindi insomma si sta lì e si aspetta, e dall'ultima che nasce bisogna aspettare, secondo le linee guida, 72 ore. Si aspettano queste 72 ore, dopodiché si può intervenire e andare ad aprire il nido per andare a raccogliere quelli che sono i dati scientifici che poi a noi servono per fare proprio la raccolta dei dati. Spesso quando si vanno ad aprire i nidi che cosa si trovano ancora degli animaletti che sono ancora dentro intrappolati, si possono trovare morti, si possono trovare che devono ancora uscire dall'uovo, si possono trovare uova che magari si devono ancora schiudere, è successo rarissime volte, però abbiamo uno strumento che si chiama Buddy, che ne mettiamo l'uovo dentro e ci dice se c'è un'attività vitale all'interno dell'uovo oppure no. In quel caso lo rimettiamo lì e ricopriamo e aspettiamo che lui esca. Noi non interveniamo, noi semplicemente osserviamo. Certo, quelli che invece cominciano a uscire poi li mettiamo sulla sabbia e se ne vanno in mare, questo succede anche. Qui vi ho messo un po' di perché sono belle, dov'è?
Vi ho messo un po' di video. Questo qui è il ritrovamento di una traccia al mattino. Questo è a Varazze, l'ha fatto la Giulia Calogero del Mencab. Come vedete, non so se riuscite a vedere, a questa tartaruga addirittura ha fatto 2 scavi. Il primo che non le è piaciuto, ma anche perché lì c'era una sabbia tremenda, piena di sassi, grossolana, quindi non capiamo come abbia scelto sta spiaggia. E non so se riuscite a vederlo nel video, però c'è tutta questa, vedete queste orme proprio come un cingolatino che sono, e questa parte dalla spiaggia in fondo, va su, c'è il buco e poi torna giù e esce dall'altra parte. Queste sono, dove è? Vai. No. Queste sono tartarughine che sono nate, siccome hanno cominciato a uscire di giorno, allora siccome sarebbero andate in giro tra i lettini e tutto quanto, i volontari li hanno messi in una scatola, hanno aspettato che arrivassero i biologi eccetera e poi li abbiamo fatti andare in mare con calma, ma erano tantissimi, ne sono usciti una quantità incredibile. Questa è una schiusa di un nido, perché appunto con tutte le nostre telecamere per fortuna riusciamo anche a vedere tutte queste bellissime nascite. Anche qua vedete che si fermano, che c'è una retina, perché se nascono di giorno in quel momento non c'è nessuno che li possa gestire, perché bisogna avere un'autorizzazione anche per manipolare i tartarughini, cioè in realtà è assolutamente vietato se uno trova un tartarughino prenderlo e giocarci, perché non devono essere toccati, quindi ci sono le persone autorizzate che lo fanno e quindi i volontari li chiamano e a quel punto si apre e si fanno uscire gli animali. Questo è invece no, non tu, questo qua, ecco, qui in basso, qua, non so se riuscite a vederlo bene, però c'è un animalino, abbiamo aperto il nido e c'è un animalino che si muove, ok? Questo è stato un caso particolare perché a Arma di Taggia, quando eravamo vicinissimi al momento della schiusa, ecco lì c'è Dario che li tira fuori, eravamo vicinissimo al momento della schiusa, era prevista una mareggiata fortissima che se lo sarebbe proprio portato via questo nido. Allora in quel caso lì abbiamo detto, caspita, deve nascere tra domani e dopodomani questo nido, apriamo e vediamo com'è e a seconda di com'è poi lo traslochiamo. Aprendolo la maggior parte dei piccoli era già uscita dal guscio, quindi sono potuti andare in mare, e le uova invece che non erano ancora schiuse sono state spostate 20 metri più in alto, perché sennò se le sarebbe portate via, e quelle lì dopo una settimana, 10 giorni sono nate tutte e quindi poi abbiamo aperto quindi questo nido 2 volte. Questa è stata l'unica volta in cui abbiamo ritenuto di intervenire, di fare una traslocazione, perché sennò sapevamo che lì si sarebbe portato via tutto, ecco. Però a priori non lo facciamo mai. Questa invece è una mareggiata per farvi vedere che cosa è successo, che si è portata via tutto perché è andata avanti così. Questo è l'inizio della mareggiata e quindi il nido lì non è andato tanto bene, questo è a finale. E qui invece ci sono le tartarughine, e questa mi fa ridere perché ce n'è una che invece di usarle una alla volta le usa tutte e 2 insieme e la trovo questa qua di lato, invece di, non so, di solito ne usano una alla volta, questa qui invece era buffissima perché andava avanti così. Aspetta, ecco, quando ci sono, ecco. Quindi concludendo, i nidi stanno aumentando a mio avviso per 2 fattori fondamentali. Il primo sicuramente è il caldo, cioè questi animali con tutto questo caldo vanno più a nord, sono invogliati a stare in acqua calda e quindi vanno più a nord a cercare nuovi siti di nidificazione. Poi tutti mi dicono, ma come vengono più a nord? Tutti ci dicono che le tartarughe tornano a deporre dove sono nate, e allora perché chi è che va più a nord se deve tornare dove è nata? Effettivamente in linea di massima è così, ma poi quelle sono tutte regole che abbiamo un po' identificato noi, però poi le tartarughe fanno un po' quello che vogliono, quindi ci sono anche delle tartarughe che esplorano e che cercano anche altri posti dove andare a deporre. Come vi dicevo, la temperatura influisce sul sesso dei nascituri. Questo che
cosa significa? Che al sud, in questo momento, nel sud dell'Italia, ma anche proprio del Mediterraneo, quindi si parla anche tutto del Nord Africa, della Grecia, della Turchia, le temperature sono altissime, quindi con buona probabilità adesso stanno nascendo tantissime tartarughe femmine e quindi la sex ratio poi ne avrà una bella botta nel tempo, nel senso non adesso, però insomma con gli anni ci sarà uno spostamento, come viene cosiddetta la femminizzazione della popolazione. Le tartarughe che nascono invece da noi, la temperatura per il momento, vi ho fatto vedere che è può arrivare a 30 gradi, ma per lo più siamo intorno come temperatura media tra i 27 e i 28 gradi, da noi invece probabilmente nascono un po' più maschi. Certo che non possiamo, cioè 12 nidi su 600 sono pochi, ecco, non è che però insomma da noi qualche maschio nasce. Altro motivo per cui ci sono più nidi, prima di tutto sicuramente questo, ma è anche il fatto che comunque le tartarughe nel Mediterraneo sono tante, stanno aumentando, difatti come vi dicevo non sono più considerate a rischio, ma sono diventate a bassa preoccupazione e quindi una popolazione ampia va anche in altri posti a cercare luoghi di deposizione, anche perché fa caldo. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo. Gli stakeholder, tutto questo lavoro che vi ho raccontato è possibile, cioè noi lavoriamo tantissimo come GLIT e gestiamo tutto e abbiamo 24 ore al giorno da giugno a ottobre ormai il telefono che squilla, però non potremmo gestire assolutamente niente se non ci fosse la Guardia Costiera che fa proprio da primo anello di collegamento, che gestisce anche poi tutta la parte del demanio, quindi insomma dell'acqua e così via, quindi insomma sono proprio le autorità competenti sul luogo, i carabinieri CITES, perché questi animali non ve l'ho detto ma sono CITES, quindi sono protetti da questa convenzione internazionale, le associazioni ambientaliste, noi per fortuna in Liguria abbiamo delle ottime associazioni ambientaliste che lavorano tantissimo e che hanno tanti volontari e che possono gestire e possono garantire e qui ci sono le foto di tutti i ragazzi, di tutti i volontari, di tutte le persone che hanno partecipato. Qui in basso ci sono anche questi due signori che sono a Sarzano, che sono due anziani signori che gestiscono i bagni che erano di fianco al nido, che erano così innamorati di queste tartarughe, hanno fatto all'uncinetto tartarughe, hanno fatto qualunque cosa, devo dire, che a un certo punto, come potete vedere in questa foto qui sopra, qui sono loro che sono stati premiati dal comune per il loro impegno, e questa è una cosa anche molto bella secondo me. E poi appunto, come vi dicevo, insomma nascono relazioni, nasce conoscenza, nascono relazioni, nasce connessione intorno a questi nidi. Poi ci sono i volontari, tutti i volontari che possono essere, che sono gestiti dalle associazioni in linea di massima, ma che comunque sono importantissimi, perché poi dormire sulla spiaggia così tanto alla lunga è anche pesante. E tutti i bagnanti, tutte le persone, o i bagnanti, ma non solo i bagnanti, anche quelli che di sera sono sulla spiaggia, chiunque veda questi animali, se ci chiama fa una gran cosa. Spesso no, però qualche volta è successo che invece queste tartarughe siano state proprio disturbate, cioè rimandate in acqua, cioè non ci hanno fatto ci si sono seduti sopra, ci hanno fatto le fotografie sopra. Ecco, questo non è stato il massimo, speriamo che questa cosa non succeda, cioè diciamo che è più la gente che comunque è sensibilizzata, secondo me, che quella che fa queste bravate, però c'è anche questo. Quali sono i problemi? E poi concludo e vi lascio. I problemi legati al nostro territorio sono di due tipi. I problemi legati all'uomo, ovvero l'uomo, l'occupazione del territorio. Il nostro territorio in Liguria è tappezzata di stabilimenti balneari, lettini, ombrellini, qualunque cosa, e queste tartarughe devono veramente fare lo slalom. Difatti noi spesso e volentieri una delle cose che succede è che arriva al bagnino al mattino e trova tutti i lettini per aria, e quello è una delle cose per cui si capisce che probabilmente può essere passata di lì una tartaruga e magari ha deposto proprio sotto un ombrellone. Però
però diciamo che le tartarughe di questo insomma sembrano trovare la loro strada in qualche modo, ecco, anche se sarebbe meglio che non ci fossero. Invece una cosa che però è più impattante ed è molto più difficile da gestire è l'illuminazione cittadina. Il nostro territorio è stretto, le strade sono proprio vicino alla sabbia, alla spiaggia, e quindi c'è l'illuminazione della passeggiata, e questo è un problema enorme, perché io non vi ho detto, quando noi mettiamo questo corridoio intorno al nido è per fare un'ombreggiatura, di modo che le tartarughe quando escono dal nido che cosa fanno? Vedono il bagliore della luna o delle stelle sull'acqua del mare e vanno dritte verso l'acqua. Se però c'è una luce dall'altra parte, loro si girano e vanno di là, e in acqua non ci vanno. E quindi a noi che cosa è successo? A Imperia abbiamo fatto tutto il nostro bel canale, poi c'era una luce dall'altra parte e loro arrivavano vicino all'acqua e andavano tutte al bar. Ed era un bel problema, perché che cosa fai? Poi le vai a prendere tutte e te le devi andare a prendere tutte e cercare di convincerle. Però il problema è anche che magari vanno in mare, poi vedono una luce molto forte più in là e escono. Quindi questo, quante ne muoiano in questo modo noi non siamo in grado di dirlo, perché poi di notte, una volta che una tartaruga è andata in acqua, non la vedi più. E difatti questo è un esempio di illuminazione della costa, no? Qui ci sono dei fari enormi e lì a Armaditaggia noi non sapevamo come, vedete, quella lì è una casa che è in ristrutturazione, c'era una luce talmente forte che tutte le tartarughe giravano dall'altra parte. Quindi noi dobbiamo parlare con il sindaco e chiedergli per favore se può far spegnere le luci. Poi c'è quello che ti dice sì non c'è problema, trucca e fa spegnere tutto, l'altro che ti dice no, dipende dall'ANAS, dipende da questo, da quest'altro, non si può, la sicurezza, insomma ogni caso è un caso a sé stante. Questo è l'uomo, quanto impattiamo noi su questa cosa. Poi ci sono le mareggiate, c'è il nostro territorio che è povero di spiagge, le sabbie tra l'altro sono anche molto grossolane, spesse, però questo sembra non essere così di impatto. E qui è Riva Ligure, questa è l'ultima, è Riva Ligure che quest'ultima che ha deposto proprio attaccata a uno scoglio, è arrivata in fondo di giorno, cosa assolutamente anomala, e ha deposto proprio di giorno. Quindi insomma questi sono un po' come viene gestito sul nostro territorio. E concludo dicendovi appunto che la popolazione di tartarughe marine nel Mediterraneo si stima che sia tra 1,2 milioni e 2,4 milioni di esemplari, quindi è una buona popolazione. La prima misura di conservazione di questo animale è stata fatta nel 1980, quando è stato vietato assolutamente, è stato posto il divieto di portare queste tartarughe a bordo, quindi nessuno poteva più catturare una tartaruga, nessuno le può toccare, e questo ha veramente dato un punto di svolta perché le tartarughe potessero riprendersi, la popolazione. La protezione e lo sviluppo dei nidi ci danno delle importanti indicazioni anche e perché noi li osserviamo così tanto? Perché grazie alla raccolta di questi dati noi possiamo andare a dare delle indicazioni su quali sono le misure da adottare per proteggerle e per far sì che loro possano nidificare in Liguria senza problemi. Mi piace tanto questa foto che è stata scattata negli anni 90, nel 94, forse è una delle prime tartarughe che abbiamo liberato, e questa è una mia cara collega che lavorava con noi, e questa è una delle prime foto che abbiamo fatto a una liberazione. E concludo ringraziando come GLIT, quindi a nome dell'Acquario, di ARPAL, dell'Università e dell'EZS, ringrazio tutte le associazioni che sono i Delfini del Ponente, il MENCAB, ma anche associazioni come il Wildlife, il Quarto Quadrante, Life on the Sea, associazioni di volontari spontanei, per esempio a Sestri Levante si è formata un'associazione di volontari spontanei coordinata da una biologa che abitava lì, e sono stati bravissimi, hanno fatto un lavoro eccezionale, la Guardia Costiera, le amministrazioni comunali senza le quali non sarebbe possibile fare molte cose, tutti i gestori e i bagnini degli stabilimenti. Ad Armaditaggia abbiamo un bagnino che è impazzito sulle tartarughe, è ringiovanito di 20 anni da quando ha conosciuto le tartarughe. L'ARPAT Toscana che ci ha fatto da maestra, proprio perché loro hanno cominciato prima di noi e ci ha aiutato tantissimo, quindi
Marco e la Cecilia della Toscana, Marco Zuffi e la Cecilia, li ringrazio tantissimo, e quindi l'Università di Pisa, e ringrazio voi per avermi ascoltato tutto questo tempo. Grazie veramente per l'interessante relazione, che ha anche degli aspetti sociali, potremmo dire così, potremmo definirli così, di questa, diciamo, comunanza per difendere queste tartarughe. Io volevo fare una curiosità. Ha detto che il numero di tartarughe nel Mediterraneo è piuttosto numeroso, 1 milione e passa, eccetera, e che sono aumentate evidentemente negli ultimi tempi. Ma questo aumento è legato esclusivamente al fatto che non si possono più catturare, o c'è qualche evento climatico che invece sta favorendo l'aumento di tartarughe? Ma allora, sicuramente questa cosa è cominciata nel tempo, quindi da quando è stata iniziata la protezione ha determinato un incremento. Può essere che la tartaruga, adesso che fa più caldo, in realtà si trovi anche meglio, nel senso comunque ce ne siano anche di più per questo, però sono vari fattori insieme, poi nessuno è in grado di dire esattamente se è più uno o più l'altro, però questi sono i fattori che probabilmente hanno... La conclusione è che in ogni caso sta aumentando, perlomeno la caretta sta aumentando. Sì, la caretta ancora una cosa, aumenta. poi lascio per gli altri. Invece la liuto, che mi sembra un bestione, ecco, diciamo così. Nel Mediterraneo sono poche quelle esistenti. Pochissime. Perché il loro habitat dove sono? Sono più in oceano, loro stanno nell'oceano, in acque aperte, però entrano nel Mediterraneo, per cui sono state viste. Quelle 2 foto che vi ho messo sono state scattate nel Mediterraneo, però è rarissimo, io non l'ho mai vista, per esempio. Abbiamo la caretta, ho capito. Sì. E anche la tartaruga verde è rara, ma è più facile vederla. Grazie. Qualche domanda? Avete qualche domanda da fare? Qualche curiosità? Ma io le chiedevo solamente la sopravvivenza dei nidi, nel senso quando entrano in mare i cuccioli, poi che sopravvivenza hanno? Allora qui quando diciamo questa cosa tutti rimangono un po' così, la sopravvivenza è molto bassa. Allora di preciso nessuno la sa, nel senso, però bassa, cioè 1 su 100 ce la fa, anche perché poi bisogna vedere la sopravvivenza dopo quanto tempo, dopo un giorno, dopo una settimana, dopo un mese, dopo 5 anni. Diciamo che le tartarughe, come vi ho detto, raggiungono la maturità sessuale a 20 anni, quindi un individuo arriva a riprodursi, quindi a essere, diciamo, tra virgolette, utile per la popolazione, quindi porta avanti il suo patrimonio genetico e il numero dopo 20 anni. Quindi quante tartarughe che nascono arrivano ad avere 20 anni? Veramente poche, e comunque ce ne sono tante tartarughe, quindi ne fanno tante proprio per questo. Diciamo che, ecco, forse non ve l'ho detto esplicitamente, ma all'incirca possono nascere ogni nido, possono nascere un centinaio di tartarughe, quindi quest'anno in Italia ne sono stati trovati 600, quindi sono tanti animali. Di questi 60.000 ben pochi diventano adulti, se no ne avremo veramente troppi. C'è una domanda qui? Complimenti. Grazie. Ancora. Dunque, uova fecondate e non fecondate. Sì. Quindi, ecco, la professoressa. Quindi, dove avviene? La fecondazione? Quindi la tartaruga esce, trova. No, allora l'accoppiamento avviene in mare. Ecco. La tartaruga si accoppia in mare col maschio, poi le uova si fecondano all'interno, è una fecondazione interna, quindi all'interno della tartaruga femmina. La tartaruga femmina ha tempo, si stima all'incirca 10 giorni, per poi andare a deporre queste uova. Quindi a volte esplora, a volte esce, poi non trova e poi va e le fa da un'altra parte, però quando cerca poi in qualche modo a un certo punto poi le deve deporre queste uova. Sì, qualcuna non è fecondata, depone tutto quello che ha. Depone tutto quello che ha, alcune non sono fecondate, come abbiamo visto a Levanto non era fecondata nessuna, o quantomeno non è partito lo sviluppo embrionale, ecco. Non è detto che non ci fosse stata la fecondazione, ma lo sviluppo embrionale proprio non è partito per qualche motivo, quindi o non erano fecondate o si è fermato tutto immediatamente.
Il segnale della schiusa è nella sabbia, si trova una fossa. Sì, troviamo questa cono di schiusa. Sì. Questo cono di schiusa è dovuto a che cosa? A una diminuzione di volume al di sotto? Sì. È dovuto al fatto che gli animalini che escono dalle uova, quando escono, poi dopo si compattano perché non hanno più tutto quel e quindi la sabbia sopra implode. Il guscio vuoto non fare, ecco che... Esatto. Sì. Piano piano quando salgono la sabbia comincia. Hanno fatto un interessante, bellissimo documentario che è andato in onda su Focus, che si chiama La spiaggia delle tartarughe, ed è una spiaggia in Costa Rica, dove decine di migliaia di tartarughe vanno a deporre, quindi diciamo che i nostri 12 nidi fanno ridere, decine di migliaia, è impressionante proprio, c'è questo mare stracolmo di tartarughe che vanno su questa spiaggia che è chilometri e chilometri di spiaggia, e si vedono queste tartarughe che scavano e depongono, e quando scavano spesso tirano fuori uova di altre tartarughe, le buttano fuori e ci mettono le loro, no? Non perché vanno a parassitare un nido, ma perché per caso scavano nello stesso posto. E lì dei ricercatori hanno messo un sacchetto di plastica sotto una tartaruga che deponeva, hanno preso le uova, hanno ricreato una camera di incubazione, hanno messo un vetro e una telecamera e anche un idrofono, e quindi hanno registrato tutto lo sviluppo del nido, ed è una cosa eccezionale perché lì proprio si è visto quando i piccolini cominciano a uscire, che escono, poi si fermano, poi vanno su, poi si fermano, e quindi hanno potuto vedere tutto quello che noi insomma abbiamo sempre pensato che fosse, ma non si era mai visto. E da quando li depona, quando nascono, tempo? Allora dipende, quando depongono dipende dalla temperatura, può variare a seconda della temperatura tra i 45 giorni e i 60-65, un mese e mezzo, 2 insomma, per intenderci. Bene, c'è una domanda laggiù. L'aumento in generale della temperatura determina, probabilmente, forse ne abbiamo parlato anche prima, determina comunque uno squilibrio nel rapporto tra sessi, sì. E quindi questo può portare anche all'impossibilità di riproduzione e quindi alla diminuzione. Bisogna vedere poi come si incontrano, dove si incontrano e quando si incontrano. Se ci sono troppe femmine sicuramente qualcuna poi non si può riprodurre. Sicuramente uno sbilanciamento della sex ratio nelle popolazioni sappiamo bene che non è una buona cosa per la popolazione. Però può essere accentuata da questo. Sarà sicuramente accentuato perché nel sud nascono più femmine. Una curiosità, si sa qualcosa sulla riproduzione in cattività? Allora sì, qualcosa sì. Ad Antibes avevano avuto eventi di accoppiamento, avevano le carette e si sono accoppiate, sono riusciti a tenere le uova e avere i piccoli. Poi questi piccoli sono cresciuti, adesso sono grossi così, e poi però hanno avuto un sacco di problemi perché poi non era chiaro da dove, insomma, la provenienza di queste tartarughe, non gliel'hanno mai lasciate rilasciare in mare, per cui avevano tutte queste tartarughe enormi che poi erano la popolazione più atlantica, che è più grossa, e quindi insomma, però sì, ci sono, però effettivamente poi quando li fai tutte queste tartarughe devi sapere dove metterle, ecco, Bene, comunque complimenti anche da parte mia per questo lavoro di gruppo, un lavoro a livello della Liguria che diciamo dà anche vanto all'acquario, al nostro acquario, che non è solo una serie di vasche da far vedere alle persone, ma dentro e dietro ci sono numerosi ricercatori e ricercatrici che lavorano e fanno ricerca scientifica di alto livello. E allora grazie ancora. Grazie a tutti. Alla dottoressa Castellano, le tartarughe, che ne abbiamo tante adesso, e vi dico per la settimana prossima, spero di trovarlo. Sì, ecco, allora lunedì 23 febbraio abbiamo Andrea Fusaro che ci parlerà di gli enti del terzo settore nel diritto, e poi giovedì 26 febbraio Claudia Händel, la figura di Brunilde nella tradizione germanica e nel teatro tedesco contemporaneo. Come potete vedere è la settimana dedicata a lettere, alla classe di lettere. Sì, vai.